Il ciclone Harry colpito duramente la nostra città, ma anche tutta la Sicilia, incendi e danni nella costa ionica. Incontro tra i vertici dell'AICA, Siciliacque e la Regione, rispetteremo i tempi per una stabilizzazione finanziaria. Chiarimenti sul servizio di fornitura dell'acqua da parte delle autobotti. Controllo del territorio dei carabinieri a Santa Margherita del Belice. La DIA dispone l'esecuzione sul provvedimento della Corte d'Appello di Palermo per la confisca di beni per oltre 13 milioni di euro agli imprenditori del settore oleario dell'Agrigentino. Open Day all'Istituto Politi di Agrigento per venerdì 23 gennaio dalle ore 15 in poi. Per i luoghi del cuore del FAI, scelto in Sicilia, l'eremo di Santa Rosalia per le opere di restauro. Buongiorno, benvenuti col nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi 21 gennaio mercoledì. Danni per il passaggio del ciclone Henny a San Leone, distrutti chioschi, pista ciclabile e solarium in nostro servizio. Danni per il passaggio del ciclone Henry ad Agrigento e provincia, mareggiate intense, forti raffiche di vento accompagnate dalla pioggia hanno messo sotto pressione l'intera fascia agrigentina. Grave la situazione a San Leone, le mareggiate hanno danneggiato porzioni della pista ciclabile di Viale delle Dune, devastato il nuovissimo solarium di Piazzale Giglia, inaugurato appena alla fine della scorsa estate. Il mare non ha risparmiato ben 5 chioschi sulla spiaggia sul lungomare Falcone Borsellino e lungo il Viale delle Dune. L'acqua ha distrutto arredi, aree cucina, ingenti danni. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per i cartelloni pubblicitari divelti dal vento, uno finito contro un'auto danneggiandolo in via Mera e poi l'illuminazione nella pubblica strada. Uno dei pali è crollato sull'asfalto in via Mazzini, nei pressi di Palazzo di Giustizia. Per fortuna in quei momenti non passava nessuno, un carabiniere libero dal servizio è intervenuto immediatamente a bloccare il traffico fino all'arrivo delle volanti, della polizia e dei pompieri. Un albero è collassato in una strada nella notte vicino al torrente Re a Porto Empedocle. Anche in questo caso c'è stato l'intervento dei vigili del fuoco. Anche in provincia danni al lungomare di Seccagrande a Ribera, Eraclea Minoa, Cattolica Eraclea, le mareggiate sono arrivate fino a lambire i locali pubblici. La strada comunale di Seccagrande nel tratto finale del litorale verso la foce del Magazzolo è compromessa, chiusa al transito anche pedonale, frenata, le onde, trascinato sull'arenile, perfino le grandi palme e qualche panchina. Le abitazioni chiuse d'inverno al momento sono inaccessibili, crollate a terra pale e cartelloni pubblicitari. Dalla tempesta di acqua e vento non si è salvata neanche la spiaggia di Reclea Minoa, dove i morosi hanno sommerso 2 bracci della recente barriera, frangiflutti, provocato qualche danno ai chioschi sulla spiaggia e l'acqua è entrata pure nel bosco demaniale, allagando alcune villette estive. E sui danni del maltempo ad Agrigento, in particolare a San Leone, abbiamo sentito il responsabile provinciale di Mare Amico, Claudio Lombardo. Claudio Lombardo, responsabile di Mare Amico Agrigento. Ecco, il maltempo ha provocato danni importanti, in particolare per San Leone, situazioni già denunciate da tempo ma che purtroppo non si fa nulla per rimediare. Sì, si sapeva, si immaginava, si prevedeva. In altre zone hanno posto in essere qualcosa a difesa delle nostre coste, qui non è stato fatto niente e i danni sono stati ingenti. Sono saltati alcuni chioschi definitivamente, altri sono danneggiati. Per fortuna la sciroccata non ha danneggiato la strada, perché lì quella zona è sensibile alle correnti di Libeccio piuttosto che quelle di Scirocco, ma i danni sono ingenti ovunque e dovranno essere quantificati, ma i danni sono a carico della natura, perché pezzi di chiosco sono andati a finire in mare, serbatoi, c'è tutto in mare e quindi il mare lo restituirà chissà dove, con rischi seri anche per la navigazione. Un disastro. Il solarium, abbiamo visto il solarium inaugurato qualche mese fa. Il solarium è stato danneggiato dalla forza del mare, però diciamo che poteva essere fatto in maniera migliore. Sono stati buttati al vento diverse decine di migliaia di euro e si deve recuperare. In altri posti, Catania, Siracusa, i solarium sono ben accetti e li fanno tutti,
ma li smontano ad ottobre e quindi non danneggiano la natura successivamente, in più i materiali possono essere riutilizzati. Qui si sono inventati questo solarium definitivo, però se lo fai definitivo deve essere costruito in maniera migliore. Non ho visto granché di cemento e di griglie e il mare lo ha sfondato facilmente. Il mare si riprende quello che noi... Questo c'è sempre, noi i danni di San Leone li abbiamo, sono iniziati seri dopo che c'è stato il riempimento a mare a Porto Empedocle, che da lì è stato un inseguire costante per recuperare quello che il mare danneggiava. C'è una legge non scritta che dice se noi rubiamo 1 metro cubo al mare, il mare lo recupererà lì vicino, ed è quello che è accaduto al Caos, a San Leone, e ora andiamo con interventi di mitigazione locale, come si vengono chiamati, che non risolvono il problema. L'assessore Savarino ha detto che è tutto pronto per un progetto definitivo. Speriamo bene e incrociamo le dita. Speriamo che questo progetto e questi lavori arrivino prima che il mare si prenda e faccia ulteriori danni. Ecco, parliamo delle dune, un problema che tu hai attenzionato da diversi anni, la pista ciclabile, insomma, il maltempo anche lì, non tanto oggi ma nel passato ha colpito. Ecco, si può rimediare a questo problema? Si deve rimediare. Lì ormai il danno è stato fatto, come dicevo, il danno è a monte del riempimento a mare, e qui non possiamo che inseguire questo danno fatto nei primi anni 90. E lì bisognerebbe fare innanzitutto uno studio serio delle correnti e poi con i modelli virtuali, ora anche con l'intelligenza artificiale, si possono porre in essere delle barriere soffolte e delle difese sulla strada che allunghino la vita di questa strada. Praticamente dal 2000 ad oggi ci sono stati 5 crolli con 4 riparazioni, ma si insegue sempre il danno e lo si insegue aggiustando tutto dopo che il danno è avvenuto. Invece oggi bisogna mettere un punto fermo e riparare la situazione in maniera definitiva. La Protezione Civile del Libero Consorzio in azione oggi a Licata per il monitoraggio della situazione sul fiume Salso e Servizio. È in corso da parte dei tecnici della Protezione Civile del Libero Consorzio Comunale di Agrigento un attento monitoraggio della situazione in seguito al protrarsi dell'emergenza maltempo. Pur nella mancanza di particolari segnalazioni di criticità, soprattutto a causa del fortissimo vento di scirocco, da oggi è in corso una ricognizione lungo l'alveo del fiume Salso a Licata, area soggetta alle ultime ore a intense precipitazioni. Grazie alla stazione meteo installata a Licata è stato possibile captare in tempo reale l'entità della pioggia in corso, consentendo al personale della Protezione Civile di effettuare un sopralluogo per verificare il livello del fiume che in passato più volte è esondato provocando gravi danni. Attualmente la situazione è sotto controllo, il Libero Consorzio Comunale di Agrigento è in costante contatto con il centro operativo comunale del comune di Licata, pronto a intervenire in caso di necessità. Confermato dunque dai primi dati l'eccellente funzionamento della nuova sala operativa e del sistema di monitoraggio e allertamento del rischio idrogeologico attivo dallo scorso mese di dicembre, grazie al progetto ideato dal Libero Consorzio di Agrigento, il nostro ufficio di protezione civile conferma di essere sempre in grado di intervenire anche nelle situazioni più complesse, ha dichiarato il presidente del Libero Consorzio Pendolino, anche se al momento la situazione non desta particolare preoccupazione, sembra opportuno valutare con attenzione eventuali criticità nelle aree di maggiore rischio. Ricordiamo che per avere in tempo reale le informazioni sulla situazione delle precipitazioni nelle diverse aree del nostro territorio è possibile collegarsi alle stazioni meteo collocate dal Libero Consorzio attraverso il link nel sito della provincia. La Sicilia sta vivendo ore drammatiche, i danni provocati dal ciclone Harry sono ingenti. Di fronte a queste emergenze il governo e l'ARS lavorino insieme chiedendo anche l'intervento del governo nazionale per provare a dare di più velocemente possibile un ristoro alle famiglie e ai comuni messi in ginocchio dal maltempo. Ad affermarlo è Michele Catanzaro, capogruppo del Partito Democratico all'ARS. Vogliamo inoltre esprimere solidarietà e ringraziamento, aggiunge Catanzaro, nei confronti di
tutti quelli che a vario titolo sono impegnati per le operazioni di primo intervento e di soccorso. E sul pennello a mare di Porto Empedocle, che dovrebbe scaricare la salamoia, interviene oggi il Comitato Mare Nostrum ribadendo non è colpa del ciclone ma dei lavori fatti male, il tubo era già sganciato dal fondo 8 giorni prima e nessuno l'ha messo in sicurezza il servizio. Sul pennello a mare che dovrebbe scaricare la salamoia del dissalatore interviene oggi il Comitato Mare Nostrum ribadendo lo avevamo previsto e li avevamo avvertiti. La natura si riprende ciò che è suo e spezza il simbolo di un'infrastruttura dai costi abnormi e realizzata con approssimazione e superficialità. Oltre 100 metri del famoso pennello a mare per lo sversamento della salamoia sono finiti pericolosamente dentro il porto, come stiamo vedendo dalle immagini. Un vero e proprio fallimento del commissario dell'acqua, mai accaduto in passato con il vecchio dissalatore. Lavori progettati male ed eseguiti peggio, tra l'altro in una zona tutto sommato riparata dal braccio di ponente in zona ex-Asi era più aperto. A questo punto, afferma il Comitato Mare Nostrum di Porto Empedocle, è facile supporre che ci saranno altre criticità che non conosciamo, ma che comunque sono comprovate dal fatto che l'impianto non ha mai funzionato a regime. 30 milioni di euro buttati per avere forzatamente scelto un sito non idoneo. Questo duplicherà le spese di realizzazione che si verseranno sulle nostre tasche per un dissalatore che non funzionerà mai a regime. La costruzione della famosa vasca di 3.500 metri cubi è finalizzata ad accumulare l'acqua così da garantire una pressione adeguata, evidentemente che funzionerà a singhiozzo. Il comitato, conclude Mariana Ironica, doveva funzionare per l'emergenza estiva e siamo quasi arrivati a Sanremo. La furia del ciclone Harry devasta la costa ionica. Ce ne parlano i colleghi di Messina. La conta dei danni causati dal ciclone Harry nel Messinese si fa via via più pesante con il passare delle ore. Sebbene fortunatamente non si registrino vittime, l'impatto del violento sistema perturbato sulle infrastrutture costiere, sulla viabilità e sulle isole minori è rilevante. Il quadro aggiornato a oggi, 21 gennaio, restituisce l'immagine di un territorio profondamente segnato, in particolare lungo il versante ionico. Le mareggiate con onde che hanno superato 5-6 metri hanno causato i danni più evidenti lungo la costa ionica del Messinese. A Santa Teresa di Riva si registra una delle situazioni più critiche, un intero tratto del lungomare acceduto, con la sede stradale completamente divelta dalla forza del mare che ha letteralmente mangiato l'asfalto. Gravemente danneggiato anche il lungomare di Furcisiculo. A Taormina, nella frazione di Mazzeo, una parte del lungomare è crollata a causa dell'erosione costiera, accelerata dalla violenza delle onde. Nel settore sud di Messina, in particolare a Santa Margherita, la strada statale 114 è stata interessata da allagamenti e accumuli di detriti, rendendo necessario il blocco temporaneo del traffico. Gravi criticità anche lungo i corsi d'acqua. Il fiume Agro è esondato in alcuni tratti, allagando le aree adiacenti alla strada statale 114 tra Sant'Alessio Siculo e Santa Teresa di Riva. Per motivi di sicurezza sono state interdette anche le passerelle provvisorie sul torrente. Situazione particolarmente difficile nell'arcipelago delle Eolie, isolato da più di 2 giorni a causa delle condizioni proibitive del mare. A Lipari, nella frazione di Canneto, il mare ha invaso il lungomare e diverse strade interne, penetrando in abitazioni al piano terra. Si segnalano danni ad automobili parcheggiate e a numerose imbarcazioni. A Vulcano le onde hanno raggiunto l'area portuale, allagando locali e attività della zona. Sono rimaste completamente isolate Alicudi, Ginostra, Panarea e Stromboli. Sul fronte stradale, la strada provinciale 57 è stata chiusa all'altezza di Rocca Valdina a causa di una frana. Diverse strade secondarie dei Nebrodi sono sotto costante monitoraggio per il rischio di smottamenti dovuto alla saturazione dei terreni. Eseguiti in via precauzionale sgomberi in alcune aree a rischio della zona sud della città di Messina e lungo la fascia ionica. Gli interventi hanno riguardato soprattutto abitazioni situate a ridosso della battigia o in zone soggette a forte erosione costiera. Il maltempo ha colpito duramente anche il resto della Sicilia. Nel Palermitano dalle ore 18 di ieri alle 8 di oggi, i vigili del fuoco hanno effettuato 85 interventi,
portando il totale delle ultime 24 ore a circa 190, a fronte di una media giornaliera di 40. Particolarmente critiche le aree portuali del capoluogo. All'Arenella un'auto è affondata nel porticciolo. Il conducente è riuscito a mettersi in salvo, mentre al molo trapezoidale il distacco di 2 pontili ha messo a rischio oltre 20 imbarcazioni, salvate grazie a un intervento tempestivo dei vigili del fuoco. Nel siracusano si contano oltre 50 interventi nella sola notte, superando i 220 in 48 ore. Le operazioni proseguono anche nella fase post-emergenziale per frane, alberi caduti, allagamenti, elementi pericolanti e incendi di cavi elettrici. Nel catanese si segnalano numerosi interventi per alberi pericolanti, incendi di fili elettrici ad Aci Castello, soccorsi a imbarcazioni nel porto di Catania e interventi per dissesti statici e assistenza alla popolazione. Mentre la fase più intensa dell'emergenza meteorologica sembra avviarsi verso la conclusione, resta ora da affrontare la lunga e complessa fase della messa in sicurezza e della ricostruzione. Il ciclone Harry lascia dietro a sé una Sicilia ferita, con danni ingenti e un territorio che torna a interrogarsi sulla fragilità delle proprie coste e infrastrutture. Anche a Riposto, in provincia di Catania, la situazione è gravissima, case allagate, lungomare pericolante con evidenti fratture, compreso il porto turistico, manca la luce in quasi tutto il paese. I colleghi di Catania. Abbiamo assistito a una calamità naturale, le immagini parlano chiare e il ciclone Harry purtroppo ha fatto il suo danno maggiore nella nottata, quindi pensavamo non di essercela scampata perché comunque dei danni li avevamo avuti, però ecco di non essere stati proprio presi almeno in questa zona in maniera così violenta, vedendo anche le immagini di altri comuni rivieraschi, soprattutto nel Messinese, che già nel pomeriggio avevano avuto dei fortissimi danni, la mareggiata è stata veramente violentissima. Qua purtroppo questa notte noi eravamo in giro anche a soccorrere persone, perché purtroppo le squadre di volontari erano impegnate ovunque, quindi con la nostra polizia locale, con i dipendenti comunali abbiamo veramente tirato fuori più di una famiglia dalle loro case. E qui purtroppo il lungomare di Torre Archirafi, la via Marina, il porto di Riposto e la zona di via Colombo hanno avuto dei danni che non sono quantificabili, sia ecco, per la pubblica amministrazione, quindi le strade, i marciapiedi, il porto appunto, e sia per le persone, le attività commerciali. Veramente il mare ha lanciato sassi di dimensioni enormi proprio dentro le case. Fortunatamente diciamo, la maggior parte delle case qui erano seconde case, non avevamo evacuato tutto il lungomare di Torre Archirafi perché onestamente anche confrontandoci con Protezione Civile e Prefettura non si aspettava questa intensità, perché qui per aver avuto questo danno le onde credo che abbiano superato davvero i 10 metri e soprattutto il problema è stato che non finiva, cioè il fenomeno è durato veramente più di 24 ore, quindi a un certo punto il livello del mare si è pure alzato in maniera così evidente che il porticciolo di Torre Archirafi non si vedeva più, non a causa delle onde, quanto proprio a causa dell'altezza della marea. Le risposte si devono dare in tempi celeri perché molte persone non hanno la possibilità economica pure di sistemarsi le case dei danni che hanno avuto, e le attività commerciali in questi casi vengono messe davvero in ginocchio. Non me la sento e non me la sentirò di riaprire il lungomare senza che prima venga fatto un sopralluogo accurato anche da parte dei tecnici del Genio Civile. E chiaramente il muro crollato è il muro di contenimento anche della strada, perché sappiamo che la strada non ha un ulteriore muro. Quando è stato costruito fu fatto solo questo muro esterno. Chiaramente la valutazione deve essere accurata, anche perché sicuramente non si interverrà in un mese, anche perché qua, se tutto va bene, ci sono 7-8 mesi di lavoro, volendo iniziare domani mattina. E a Santa Teresa Riva un'ambulanza viene colpita da un'onda. I colleghi di Messina.
Un'ambulanza della Seus 118 è stata colpita da un'onda mentre si recava sul luogo dell'incidente a Santa Teresa di Riva. Il mezzo, investito letteralmente con grande forza, ha perso il controllo e ha terminato la propria corsa contro un palo della pubblica illuminazione. I 2 soccorritori a bordo, Giuseppe Bonura e Nunziato De Francesco, non hanno riportato ferite e l'intervento è stato portato a termine da un'altra ambulanza. L'episodio è avvenuto a causa delle avverse condizioni meteorologiche sul lungomare di Santa Teresa di Riva, dove si è verificato un cedimento della carreggiata che ha provocato lo sprofondamento di un'autovettura, letteralmente inghiottita dalla sede stradale. L'occupante del veicolo è stato trasportato al pronto soccorso con ferite non gravi. Le operazioni di soccorso si sono svolte in un contesto di estrema criticità ambientale, con mare agitato e elevato rischio. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile, impegnati nella messa in sicurezza dell'area e nel monitoraggio della stabilità della restante carreggiata. Il presidente della Seus 118, Riccardo Castro, ha espresso la propria vicinanza agli operatori coinvolti e ha rivolto un appello alla cittadinanza. È fondamentale non mettere a repentaglio la propria incolumità e di conseguenza anche quella dei soccorritori, che operano quotidianamente in condizioni difficili per garantire assistenza e sicurezza alla popolazione. Le raccomandazioni del Dipartimento regionale, della Protezione Civile, dei sindaci e di tutte le istituzioni competenti non devono essere sottovalutate. Castro ha infine aggiunto a Giuseppe Nunziato che nonostante l'incidente sono rimasti in servizio per continuare a garantire i soccorsi, va un grande abbraccio da parte di tutta la Seus. Siamo orgogliosi di loro e di tutti gli operatori dell'emergenza urgenza 118 della Sicilia. E si è svolto l'incontro tra l'AICA, rappresentata dalla presidente Danila Nobile, Siciliacque, e l'assessore Ramo Colianni. Si è stabilito un percorso finalizzato alla proposta conclusiva dell'intera vicenda. La Nobile, in questo suo video, dichiara: non è vero che ci sia stato un no della regione, l'AICA rispetterà le regole previste nella finanziaria regionale e gestirà nei 3 anni per raggiungere l'equilibrio finanziario previsto. Vediamo il video della presidente dell'AICA, Danila Nobile. Cari cittadini, ritengo doveroso intervenire pubblicamente per chiarire in modo puntuale e responsabile quanto realmente avvenuto oggi nel corso della riunione convocata dalla Regione Siciliana sulle problematiche inerenti ai rapporti AICA-Siciliacque, a fronte di una ricostruzione apparsa sulla stampa che non corrisponde ai fatti. Questa mattina si è svolto, su impulso del Presidente della Regione Renato Schifani, un incontro convocato dall'assessore Francesco Colianni, con l'obiettivo di affrontare una vicenda complessa e delicata che riguarda un servizio pubblico essenziale e un intero territorio. Cosa è realmente accaduto oggi? Durante l'incontro, AICA ha esposto le proprie argomentazioni, Siciliacque ha esposto le proprie, ciascuna parte è rimasta sulle proprie posizioni, come è fisiologico in una fase di confronto tecnico-istituzionale. Non c'è stato alcun muro contro muro, né tantomeno alcuna rottura. L'assessore Colianni ha invece richiamato tutti alla moderazione, invitando le parti a proseguire il confronto in modo costruttivo al fine di individuare una sintesi complessiva. Ed è esattamente per questo che sono stati programmati ulteriori passaggi. Un incontro bilaterale AICA-Siciliacque già fissato per giovedì, successivamente incontri separati con l'assessorato, tra cui quella con AICA prevista per martedì prossimo, finalizzati alla definizione di una proposta conclusiva sull'intera vicenda. È quindi totalmente fuorviante affermare che AICA abbia incassato un no dalla Regione. Questo non è avvenuto. La Regione non ha espresso alcun tipo di diniego, né ha chiuso alcuna ipotesi, ha invece avviato correttamente un percorso ordinato e responsabile per arrivare ad una soluzione. Ed è altrettanto errato sostenere che AICA non rispetterebbe le condizioni della finanziaria regionale. Le condizioni previste dalla legge finanziaria riguardano un arco temporale triennale, durante il quale il gestore deve progressivamente rientrare in equilibrio. Non riguarda l'oggi e non prevede alcun automatismo o penalizzazione immediata. Affermare il contrario significa alterare il senso della norma e generare allarmismi ingiustificati.
Il punto centrale quindi era quello di trovare una sintesi. L'obiettivo condiviso, chiaramente emerso oggi, è uno solo: chiudere definitivamente la vicenda, tenendo conto dei 20 milioni di euro stanziati per debiti certi, affrontando in modo strutturato e trasparente le questioni del dissalatore di Porto Empedocle e soprattutto dell'acquedotto Favara di Burgio. E questo è il quadro reale. Un quadro fatto di confronto istituzionale, di passaggi programmati, di responsabilità verso i cittadini e verso il servizio idrico. Consentitemi in chiusura una riflessione di carattere generale. In una fase così delicata per il territorio agrigentino, per il servizio idrico e per i cittadini, è francamente imbarazzante assistere a ricostruzioni che sembrano più orientate a sposare una parte piuttosto che a raccontare con equilibrio e correttezza il percorso istituzionale in corso. AICA è una società pubblica che rappresenta i comuni e i cittadini della provincia di Agrigento. Difendere l'interesse pubblico non è una posizione, è un dovere, e chiunque racconti questa vicenda dovrebbe farlo con la stessa responsabilità, evitando di apparire, anche solo indirettamente, come un portatore di interessi che non sono quelli del territorio. Noi continueremo a lavorare con serietà, senza alzare i toni, ma anche senza accettare letture distorte che non rendono giustizia ai fatti, o alle istituzioni o alla comunità che rappresentiamo. Lavoreremo sempre con serietà, con trasparenza e senza scorciatoie, senza accettare mai ricostruzioni che non rendono giustizia alla complessità dei fatti. Il percorso oggi è aperto, tracciato, e la soluzione si costruisce con i fatti che stiamo portando avanti e non con i titoli. E in relazione a recenti fatti di cronaca riguardanti il prelievo e la vendita abusiva di acqua, l'AICA ritiene doveroso fornire un chiarimento ufficiale e puntuale sulle modalità corrette di approvvigionamento tramite le autobotti, il nostro servizio. In merito ai recenti fatti di cronaca che riguardano il prelievo e la vendita abusiva di acqua, l'azienda idrica Comuni Agrigentini AICA ritiene doveroso fornire chiarimenti ufficiali sulle modalità corrette di approvvigionamento tramite le autobotti. Il contratto stipulato con gli autobottisti, afferma AICA, regolarmente autorizzati, stabilisce in modo chiaro che l'acqua è fornita da AICA, il costo dell'acqua non viene pagato direttamente all'autobottista, il consumo idrico viene fatturato da AICA direttamente all'utente finale tramite la bolletta. Il cittadino paga all'autobottista esclusivamente il servizio di trasporto. Ogni richiesta di pagamento forfettario dell'acqua, a esempio 80 euro per 10.000 litri, è priva di fondamento contrattuale e va segnalata all'azienda. L'autobottista è tenuto alla rendicontazione obbligatoria all'AICA. Ogni riferimento deve essere tracciato e comunicato al gestore. In assenza di rendicontazione o casi di prelievi irregolari, il contratto viene risolto di diritto e l'operatore escluso dagli elenchi dell'AICA. Il sistema tutela i cittadini e gli operatori onesti, garantendo acqua controllata, tracciabilità dei volumi, correttezza tariffaria e in particolar modo sicurezza sanitaria. L'AICA ribadisce inoltre che ogni forma di prelievo non autorizzato, ogni vendita diretta di acqua fuori dal circuito, ogni richiamo di pagamento non conforme al contratto costituisce grave violazione con conseguenze amministrative, contrattuali e penali. In questo contesto, ribadisce l'AICA, rinnova il proprio ringraziamento alle forze dell'ordine per il costante presidio del territorio e per l'azione determinante a tutela della legalità dei cittadini e degli autobottisti che operano correttamente nel rispetto delle regole. Linea alla regia per la pubblicità. E intanto arriva da parte del presidente dell'AICA Danila Nobile un ringraziamento sincero all'Arma dei Carabinieri per il costante presidio del territorio, per l'impegno quotidiano nel ripristino e nella tutela della legalità. Il loro lavoro, afferma Nobile, rappresenta una garanzia fondamentale non solo per i cittadini, ma anche per tutti quegli operatori che operano correttamente nel rispetto delle regole e dei contatti sottoscritti con l'AICA. Contrastare l'abusivismo significa difendere il servizio pubblico, la sicurezza,
la salute e la dignità di chi lavora onestamente. Su questo fronte AICA continuerà a essere al fianco delle istituzioni e delle forze dell'ordine senza alcuna ambiguità. Passiamo alla cronaca. A Santa Margherita di Belice, controlli dei carabinieri nei locali della Movida, 3 le persone denunciate. Nel corso del fine settimana a Santa Margherita di Belice, i carabinieri del reparto territoriale di Sciacca, con il supporto del nucleo dell'Ispettorato del Lavoro di Agrigento e delle stazioni dipendenti, hanno svolto un mirato servizio di controllo del territorio disposto nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità connessi alla movida giovanile. Nel corso dell'operazione sono stati controllati numerosi veicoli giovani, nonché ispezionati esercizi pubblici del centro cittadino, all'esito delle quali sono state riscontrate violazioni penali e amministrative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, tra cui l'impiego di lavoratori irregolari. In uno dei locali controllati è stata accertata la somministrazione di bevande alcoliche a un minore di anni 15, condotta per la quale è scattata la segnalazione all'autorità giudiziaria. Per i titolari di 2 esercizi e per un soggetto ritenuto responsabile dell'intrattenimento musicale, oltre a sanzioni amministrative per un importo complessivo di oltre 30.000 euro, è stata disposta la sospensione delle rispettive attività imprenditoriali, nonché il deferimento all'autorità giudiziaria per le violazioni riscontrate. I controlli dei carabinieri proseguiranno anche nei prossimi giorni, con particolare attenzione alla tutela dei giovani, alla sicurezza dei luoghi di aggregazione, al fine di garantire momenti di svago in un contesto di legalità e serenità per l'intera comunità. La DIA, Direzione Investigativa Antimafia di Agrigento, ha dato esecuzione al provvedimento con cui la Corte d'Appello di Palermo ha disposto in via definitiva della confisca di prevenzione dell'importante patrimonio del valore complessivo di oltre 13 milioni di euro accumulato da un imprenditore poi deceduto, già operante nel settore della produzione e della commercializzazione di oli alimentari, ritenuto a suo tempo contiguo a Cosa Nostra Agrigentina e dedito tra gli anni 80 e 90 alla concessione di prestiti usurari per importi ingenti legati alla propria attività commerciale. Gli approfondimenti, culminati nell'applicazione dell'odierna misura di prevenzione condotti dalla DIA di Agrigento all'esito di un complesso iter giudiziario, hanno consentito di acclarare la pericolosità sociale generica connessa alla pratica dell'usura, anche una pericolosa e qualificata, in ragione appunto della sua riconosciuta vicinanza, mentre era in vita, alla mafia della Valle dei Templi, scrive la DIA. Il provvedimento ablativo, che ha interessato beni oggi intestati ai familiari del defunto di importo sproporzionato rispetto ai suoi redditi da questi all'epoca dichiarati, ha riguardato 30 immobili o parti di essi tra fabbricati e terreni, nonché 3 complessi aziendali, tra cui un supermercato con sede nelle province di Agrigento e Messina. Al volante di un'auto senza la patente di guida e il mezzo sprovvisto di assicurazione, ma non è tutto, è stato trovato in possesso di una sciabola e di un coltellaccio a incappare in un controllo dei carabinieri della compagnia di Canicattì. Finendo nei guai è stato un 30enne canicattinese disoccupato. I militari dell'Arma lo hanno controllato nella via zona di via Cesare Battisti. Subito è stata accertata la mancanza di assicurazione e della patente di guida, scattata così la perquisizione. Sono stati trovati sciabola e coltello. Il 30enne dovrà adesso rispondere all'ipotesi di reato di porto ingiustificato di armi o oggetti atti a offendere. E un incendio è divampato in un appartamento in via Pietro Nenni, la parallela alla via Garibaldi ad Agrigento. L'allarme è scattato oggi verso le 9. Dopo le segnalazioni arrivate al 112 che indicavano la presenza di un uomo seduto al balcone di casa chiedendo aiuto. Il fumo denso si è sprigionato nell'abitazione, è stato subito notato da numerosi abitanti nella zona che hanno sentito le urla. Sul posto sono intervenuti immediatamente 2 squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento con 4 mezzi, uno dei quali dotato di scala. Il proprietario è stato messo in salvo e portato in sicurezza, poi è stato consegnato alle cure del personale sanitario, l'ambulanza 118. L'incendio è stato prima circoscritto e poi spento. Durante le operazioni di spegnimento alcuni residenti del palazzo
sono stati fatti uscire per precauzione. Nel corso dei mesi il Liceo Politi di Agrigento ha promosso giornate di scuola aperta dedicate agli studenti e alle famiglie impegnati nella scelta della scuola superiore all'interno di un percorso di orientamento pensato come accompagnamento graduale e consapevole. Il prossimo Open Day è in programma venerdì 23 gennaio dalle ore 15:30 in poi presso la sede di via Matteo Cimarra. Gli incontri offrono opportunità di conoscere il progetto educativo della scuola, gli spazi, i laboratori e le comunità scolastiche attraverso il dialogo diretto con docenti e studenti. Una scuola è prima di tutto il luogo in cui si prende il tempo di crescere, quanto afferma in una nota la dirigente scolastica Milena Siracusa. Riforma della giustizia al Rouge et Noir di Palermo, magistrati, attori, avvocati e cittadini insieme per dire no. Quello di oggi è un evento corale. Avvocati, accademici, personalità dello spettacolo e della cultura, del mondo cattolico, giornalisti, cittadini, magistrati, tutti insieme uniti per dire no alla riforma Nordio. Una riforma che pone la magistratura sotto il controllo della politica, con buona pace del principio di uguaglianza ai cittadini davanti alla legge, con buona pace del principio della separazione dei poteri, il principio cardine nello Stato di diritto e garanzia e libertà per tutti noi. Una riforma che non risolve uno solo dei problemi della giustizia, ma che anzi distrae importanti risorse che potrebbero essere ben impiegate nella stabilizzazione dei precari, nell'assunzione di nuovo personale magistratuale e di cancelleria, nella digitalizzazione dei procedimenti. Il messaggio che lanciamo è quello di accostarsi a questo evento facendo delle scelte frutto di ponderazione, cercando di non risentire eccessivamente dell'aggressività mediatica, cercando di non ritenerlo un referendum pro magistrati o contro magistrati, pro Meloni o contro Meloni. È un referendum che ha la posta in palio è diversa, è molto più elevata e riguarda soprattutto il futuro del nostro paese e il futuro dei nostri figli, dei nostri nipoti. Il Comitato per il No, promosso dall'Associazione Nazionale Magistrati, è nato per un'esigenza semplice e profonda, che è quella di informare. Bisogna portare i cittadini a capire quali sono i rischi di questa riforma che tocca il cuore dell'autogoverno e quindi dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura. La volontà non è quella di una difesa di categoria, infatti il Comitato è aperto a tutti, alla cittadinanza, non è una battaglia soltanto dei magistrati, ma è una battaglia della società civile per i cittadini che vogliono continuare a vivere in uno Stato in cui l'equilibrio dei poteri venga rispettato. Tanto sono onorata di essere qui e una delle cose che spiegano all'inizio del percorso recitativo è first say yes, come prima cosa dici sì, in questo caso è first say no. Ricordiamoci che abbiamo dei diritti e c'è una tutela, dobbiamo tutelarci fra di noi, quindi prima di essere un mestiere, prima di essere una carica istituzionale, prima di tutto questo siamo cittadini e questo è un no che garantisce ai cittadini un'eguaglianza, è una misura di legge che permette a tutti di poter operare nella normalità. Pubblicato l'esito del bando per la selezione di progetti di restauro e valorizzazione dei luoghi del cuore più votati, 18 riguardano aree interne e periferie urbane. Il programma promosso dal FAI in collaborazione con l'Intesa San Paolo si conferma un'occasione concreta di rilancio e promozione di luoghi del patrimonio culturale da salvare e far conoscere. In Sicilia sarà sostenuto un progetto di restauro a favore dell'eremo di Santa Rosalia alla Quisquina, proprio a Santo Stefano di Quisquina, il nostro servizio. Pubblicato l'esito del bando per la selezione dei progetti di restauro e valorizzazione dei luoghi del cuore del FAI più votati, 18 riguardano aree interne di nuovo. Pubblicato l'esito del bando per la selezione di progetti di restauro e valorizzazione dei luoghi del cuore più votati, 18 riguardano le aree interne e periferie urbane. Il programma promosso dal FAI in collaborazione con Intesa San Paolo si conferma un'occasione concreta di rilancio e promozione di luoghi del patrimonio culturale da salvare e far conoscere. In Sicilia sarà sostenuto il progetto di restauro a favore dell'eremo di Santa Rosalia alla Quisquina, a Santo Stefano di Quisquina.
Nel paesaggio montano dei Monti Sicani, l'eremo di Santa Rosalia alla Quistina è immerso in una foresta di querce secolari a 986 metri di altitudine. Il termine Koskin, da cui trae origine il nome della località, significa infatti oscurità o luogo in ombra. Il sito ha un'importante storia spirituale legata a Santa Rosalia, la patrona di Palermo, che probabilmente visse nel XII secolo come eremita. L'origine della devozione locale risale al 1624, quando nel bosco venne scoperta una grotta con una lapide che avrebbe testimoniato la presenza della santa. Diventata meta di pellegrinaggio, vi sorse una prima cappella, mentre la struttura attuale, articolata su più livelli, risale al 1772, quando grazie a donazioni di fedeli venne costruito l'imponente complesso monastico. Oltre alla piccola chiesa vi sono la cucina, le celle, il refettorio e i vari ambienti conventali. L'eremo, oggi di proprietà del comune di Santo Stefano Quisquina, è parte di un sistema culturale e devozionale più ampio, rafforzato dall'itinerarium Rosalia. Il cammino, inaugurato nel 2015, che collega il santuario della Quisquina a quello di Monte Pellegrino a Palermo, lungo un percorso di 180 km tra natura, storia e spiritualità. Già durante il censimento l'attivazione della comunità è stata molto rilevante, dalle piccole dimensioni del comune e la sua posizione periferica, una dimostrazione della riappropriazione culturale del bene anche a livello sovralocale. L'eremo si è classificato al quinto posto nel 12° censimento del FAI, raccogliendo oltre 35.800 voti, segno del legame profondo e condiviso con la comunità, al quale il Comune ha dato seguito presentando al bando i luoghi del cuore, il progetto di restauro dal costo complessivo di 68.500 euro del cortile di accesso dell'eremo, che versa oggi in condizioni critiche, rappresentando un rischio concreto per i visitatori. Interventi puntuali che possono incidere in modo significativo sulla fruizione e sulla percezione complessiva del complesso monumentale, migliorando così la prima accoglienza dei visitatori. Il progetto è stato accolto e riceve un contributo di 46.500 euro dal FAI Intesa San Paolo, affiancato da un articolato insieme di cofinanziamenti pubblici e privati, resi disponibili da 7 diverse realtà locali, a cominciare dal Comune. Alle collaborazioni con il CAI Montificani, lo Slow Food Rotary Club, le Proloco e le scuole del territorio rafforzano il valore del progetto, portandolo in una direzione di maggiore consapevolezza del valore del patrimonio da godere attraverso un turismo sostenibile, anche come possibile soluzione per contrastare i fenomeni di marginalizzazione delle aree interne. E questo è tutto per l'edizione odierna di TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, streaming sul sito www.televideoagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 e replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.